È stata una domenica di pioggia a rendere ancora più epica e spettacolare la 54esima edizione della Piccola Sanremo, valevole quest'anno anche per il Memorial Renato Finetti, la classica di Sovizzo messa in cantiere con grandissima passione dagli uomini del presidente Gianluca Peripoli dell'UCI Sovizzo, che ha riportato il grande ciclismo in provincia di Vicenza con la collaborazione e il patrocinio del comune di Sovizzo, il patrocinio della regione del Veneto, della provincia di Vicenza e dei comuni di Montecchio Maggiore, Creazzo e Altavilla Vicentina. Con la nostra sintesi siamo già alle fasi di partenza con i giovanissimi della Mainetti che hanno preceduto la carovana della Piccola Sanremo dalla partenza ufficiosa sino al chilometro zero posto a Montecchio Maggiore, proprio innanzi alla splendida Villa Cordellina Lombardi, dove c'erano tutte le autorità del territorio insieme con Gianluca Peripoli per dare il via a questa importantissima ripartenza. Infatti nel 2020 non si è disputata a causa del Covid-19 la Piccola Sanremo, che torna puntuale in questa fine d'estate del 2021. Ad abbassare la bandiera a scacchi è proprio il numero 1 dell'UCI Sovizzo, e per i 134 atleti in gara iniziano i 151 km e mezzo in programma. Prime fasi di gara con un gruppo molto veloce, tanto che la prima ora di gara andrà via ad oltre 46 km orari di media. Dicevamo 134 gli atleti in corsa, 25 le formazioni al via, con la presenza del VC Mendrisio, dell'UCI Monaco e soprattutto della GDSR Citroën Under 23, vincitrice dell'ultima edizione disputata a Sovizzo nel 2019, quando ad imporsi fu proprio il talentuoso francese Nicolas Prudhomme, che precedette Emanuele Tarozzi e lo statunitense Matteo Jorgenson. Con le nostre immagini siamo già al chilometro 30, quando a prendere il largo è un'azione tentata da 13 atleti, questi 13 coraggiosi di giornata che dopo una fitta bagarre che ha caratterizzato i primissimi chilometri di corsa riescono a prendere il largo. Si tratta di Favretto del pedale Scaligero, Moro e Raccani della Zalfero Mobile de Girefior, Parasciac della Iseo Rime e Carnovali, di Tovazzi della Sissio Team, quindi Rizza e Rigollet della Lanservice Gran Monferrato, poi ci sono Visintainer e Carpene della General Store SGB Fratelli Curia, con loro Bortoluzzi e Pase della Work Service Dynatec Marchiolla Vega, e quindi Molini e Butteroni della Mastromarco Sensi Nibali. Questi 13 atleti procedono di comune accordo e riescono a guadagnare un vantaggio massimo di 2 minuti e 50 secondi sul resto del gruppo, un vantaggio importante che però viene sempre tenuto sotto controllo dal plotone guidato dalle maglie della BS Arvedi e della Colpac Ballan, altre due formazioni che ci tengono a fare bene in questa manifestazione che mette in palio ben 5 maglie speciali, a partire dalla maglia azzurra Banca delle Terre Venete, che sarà indossata dal vincitore. C'è poi la maglia rossa dei Gran Premi della Montagna GT Trevisan Macchine Utensili, valevole anche per il Memorial Girolamo Trevisan. La maglia gialla, quella di Sabi Sport, andrà invece al vincitore dei traguardi volanti Memorial Dino Peripoli. Infine la maglia bianca inglesina per il più combattivo e la maglia verde ristorante Castello di Montemezzo in memoria di Lino Urbani, che andrà a premiare il primo a transitare su Cima Montemezzo, che verrà affrontata per ben 2 volte nel finale di corsa. Con le nostre immagini intanto siamo al primo passaggio sul Gran Premio della Montagna di Vigo. Avete visto Samuele Carpene della General Store guidare i battistrada, mentre il gruppo degli inseguitori, già piuttosto selezionato, transita con un ritardo di 1 minuto e 45 secondi dalla testa della corsa. Si avvicinano dunque gli inseguitori agli attaccanti della prima ora, che però non si scompongono e proseguono sempre di comune accordo. Sono le maglie della General Store SGB Fratelli Curia soprattutto a dettare il ritmo in salita, con uno scatenato Samuele Carpene che va a guidare proprio la lunga fila degli attaccanti. All'inseguimento intanto nel frattempo si sono portati gli uomini della GDSR Citroën Under 23, che hanno selezionato
efficacemente il gruppo, ormai ridotto ad appena una trentina di unità. 3 maglie della GDSR in testa al gruppo, infatti il vantaggio dei battistrada si riduce ad appena 30 secondi. È qui che a rilanciare l'azione ci pensa il trentino Lorenzo Visintainer della General Store SGB Fratelli Curia, che tenta di andarsene tutto solo proprio quando si va ad attraversare per la quarta volta il Gran Premio della Montagna di Vigo. Dopo essere transitato sulla rettilineo d'arrivo, il battistrada prosegue perché è già tempo di andare ad affrontare le ultime 2 tornate decisive di questa 54esima edizione della Piccola Sanremo. Con Lorenzo Visintainer infatti siamo all'imbocco della salita del Castello di Montemezzo e per lui ci sono 30 secondi di vantaggio su un drappello di inseguitori composto da una trentina di unità. Infatti le prime avanguardie del gruppo hanno riassorbito tutti gli altri attaccanti di giornata, intanto Visintainer prosegue tutto solo verso la vetta, dove sono già tantissimi i tifosi ad attendere il passaggio, nonostante una giornata che non sia meteorologicamente certamente dei migliori. Va a transitare per primo e quindi ad aggiudicarsi la maglia verde Lorenzo Visintainer. Il primo ad inseguirlo è Simone Raccani della Zalfero Mobile Desirée Fior. Sulla sua ruota c'è Martin Marcellusi, il laziale della Mastro Marco, poi le prime avvisaglie del gruppo con la maglia tricolore di Gabriele Benedetti e a chiudere Alex Tolio, anche lui della Zalf. Subito dopo la salita del Castello di Montemezzo ci si dirige nuovamente verso Vigo. Il gruppo inseguitore, lo vedete in queste immagini, forte di una ventina di unità, si è ricompattato mentre prosegue nella sua azione Lorenzo Visintainer. Rapporto agile, l'atleta della General Store prosegue seduto in sella mentre alle sue spalle si scatena la bagarre decisiva e ad accendere le micce è uno scatenato Martin Marcellusi. Avete visto anche, porta anche i segni di una caduta che fortunatamente non gli ha lasciato conseguenze, e sulla ruota di Marcellusi si porta il francese Paré-Pantre della GDSR Citroën Under 23, quindi la coppia della Zalf composta da Tolio e Raccani. Ci sono poi Petrucci e Rastelli della Colpac Ballan e Santa Romita della Mendrisio. Si va in discesa verso il suono della campana e ad allungare all'inseguimento di Visintainer c'è la maglia della Zalf di Alex Tolio, che vedete si è avvantaggiato rispetto agli altri inseguitori della battistrada e andrà a raggiungerlo proprio in vista del suono della campana. E quindi quando mancano ormai poco più di 15 km al traguardo, la situazione vede al comando Visintainer e Tolio guidare la corsa con appena 28 secondi di vantaggio sui più immediati inseguitori. In testa alla corsa però c'è grande accordo tra i due attaccanti. Visintainer ha ancora delle energie da spendere e si prodiga nel dare i cambi a Tolio, un ragazzo, questo della Zalfero Mobile Desirée Fior, 21enne di Crespano del Grappa, trevigiano, già vincitore in questo 2021 alla Strade Bianche di Romagna al termine di una lunga cavalcata solitaria. Intanto questi due battistrada vanno ad affrontare le prime rampe del Castello di Montemezzo e adesso ad imporre il forcing è proprio uno scatenato Alex Tolio. Il ragazzo trevigiano pigia sull'acceleratore e tenta di mettere in difficoltà Visintainer, ma soprattutto cerca di scavare un solco incolmabile per tutti gli inseguitori. E vedete, non serve molto ad Alex Tolio per liberarsi di uno stremato Lorenzo Visintainer in fuga sin dalla prima ora di gara, e invece Alex Tolio con le condizioni di meteo avverse sembra trovarsi a proprio agio. Infatti sulle strade di Sovizio continua a piovigginare, una pioggia non battente ma che comunque insiste sui corridori sin dal momento della partenza, e quindi una difficoltà in più per i protagonisti della 54esima Piccola Sanremo, una gara che sta regalando grandissime emozioni quando Tolio va a scollinare sulla penultima salita di giornata, vale a dire il Castello di Montemezzo. Ora tra lui e il traguardo c'è da affrontare solo la salita di Vigo, e proprio in questo scollinamento Tolio guadagna terreno sui più immediati inseguitori che vengono segnalati con un ritardo di 1 minuto, quindi disco verde per Alex Tolio che prosegue tutto solo al comando della corsa nonostante la pioggia e va a caccia del bis stagionale. Lui che ha già un contratto firmato per il professionismo in vista del 2022, vestirà la maglia della Bardiani CSF Faizanè, prosegue deciso a onorare nel migliore dei modi la maglia della Zalfero Mobile Desirée Fior che gli ha consentito di
passare al professionismo e soprattutto di mettersi in luce grazie alle sue belle prestazioni. Prosegue dunque tutto solo Tolio, quando siamo già in vista anche del Gran Premio della Montagna di Vigo. Da questo momento in poi sarà tutta discesa e pianura per lui, che potrà quindi gustarsi il successo nella 54esima edizione della Piccola Sanremo, una grande classica che ha ritrovato il proprio scenario e soprattutto l'abbraccio caloroso di tanti appassionati e tifosi che mancavano dopo un anno di Covid che ha tenuto lontano anche i più appassionati dal mondo delle due ruote. Va giù veloce in discesa verso Sovizio Colle Alex Tolio, già pronto invece il pubblico sulla retta d'arrivo per accogliere e tributare una standing ovation all'azione dell'atleta trevigiano. Dunque Alex Tolio si impone a braccia alzate in perfetta solitudine nella 54esima edizione della Piccola Sanremo. Per lui gli applausi degli appassionati di Sovizio e soprattutto i complimenti di tutto lo staff organizzatore. Alle spalle di Tolio, con 50 secondi di ritardo, giunge un drappello regolato allo sprint da Mattia Petrucci della Colpac Ballan, che precede il vicentino Francesco Busatto della Trevigiani Campana Imballaggi Geotex 2000, quindi Martin Marcellusi, Valentin Parepantr, Luca Rastelli, Simone Raccani, Elia Tovazzi, Alessandro Santaromita e Federico Iacomoni. Le maglie delle classifiche speciali allestite da Luci Sovizio vengono vestite invece da Alex Tolio, Lorenzo Visintainer, Stefano Rizza e Samuele Carpene. Alex Tolio, uno splendido assolo in una giornata difficile alla Piccola Sanremo. Sì, oggi non me l'aspettavo, devo dire la verità. In queste ultime corse facevo un po' fatica, sentivo che il fisico aveva il peso della stagione addosso, però oggi mi sono mosso nel momento perfetto, quindi la distanza giusta, e sono riuscito a resistere ai contrattaccanti e sono riuscito ad arrivare fino a qui e ad alzare le braccia, è un'emozione bellissima. Senti, per te che hai già un contratto da professionista, questo era il miglior modo per salutare la maglia della Zalf? Sì, sicuramente me l'ero promesso di onorare la maglia fino all'ultimo, nonostante ci fosse stata la firma già ad agosto, quindi io non ho mollato, e anche perché è giusto così, questa squadra merita tanto perché mi ha dato tanto, e quindi grazie a loro e un grazie così a braccia alzate oggi. Hai vinto la Piccola Sanremo, adesso sogni la Sanremo dei grandi? Sì, adesso quella lì rimane sempre l'obiettivo di tutti. Il mio grande obiettivo era passare professionista, lo sognavo davvero, e quindi adesso un passo alla volta. Dall'anno prossimo ricomincio una nuova avventura, quindi un passo alla volta come ho sempre fatto finora e avanti sempre. Presidente Gianluca Peripoli, alla fine è spuntato anche il sole, comunque una edizione della Piccola Sanremo che resterà negli annali. Sì, penso che tutto quello che doveva succedere è successo, tempo, pioggia, questa 54esima edizione veramente non voleva finire ed è finita bene, dai. Un vincitore con già la firma sul contratto da professionista, una garanzia per questa Piccola Sanremo che ha sempre un parterre di alta qualità. D'altra parte chi vince la Piccola Sanremo è destinato poi a far carriera. Io auguro al vincitore di fare la strada di tanti altri vincitori della Piccola Sanremo che poi insomma sono diventati dei professionisti importanti. E adesso dunque si conclude con il sole, con la festa, e poi si guarderà al 2022. Sì, adesso è spuntato un raggio di sole, bene, e poi ci riposiamo un pochino e poi pronti a ripartire. Presidente, la 54esima edizione della Piccola Sanremo va in archivio con un grande successo organizzativo appoggiato con grande convinzione dalla Banca delle Terre Venete. Certo, dobbiamo ringraziare assolutamente l'Unione Ciclismo di Sovizio, perché in un momento come questo ha contribuito per la ripartenza, ha riportato i giovani a correre, ha riportato l'entusiasmo per lo sport, ha portato le persone sulle strade, in piazza a voler ritrovarsi, quindi ha dato un contributo alla ripartenza. Noi anche Banca facciamo il nostro mestiere e diamo il contributo alla ripartenza economica, però prima di tutto ci vuole anche la ripartenza, le persone devono ritrovare ancora una normalità e questa manifestazione va veramente verso questa direzione.